I dati Covid che riguardano la nostra provincia, diramati dall'ASP di Agrigento, vedono sinteticamente registrare 57 nuovi casi positivi, 39 guariti, 2 ricoverati. I soggetti positivi sono in totale 1330, di cui 497 guariti, 33 deceduti, 718 in trattamento domiciliare, 82 i ricoverati. I maggiori casi registratisi ieri nel nostro territorio sono Camastra con più 9 casi, Grotte con più 6 casi positivi, Naro con più 2, Raffadali con più 3, San Biagio Platani con 7 nuovi casi in più, Sant'Angelo Muxaro con 3 casi in più, Montevago con un caso in più. Intanto l'Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Agrigento manifesta attraverso una lettera inviata al prefetto, ai sindaci della provincia, al direttore generale e quello sanitario dell'ASP di Agrigento una grande preoccupazione per l'attuale emergenza Covid-19 nella nostra provincia. In particolare sottolinea uno stato di apprensione per la situazione in essere presso i nosocomi del nostro territorio in considerazione dell'aumento dei casi Covid-19. Già nei mesi scorsi, durante la fase 1 della pandemia, afferma il Presidente nel suo comunicato stampa, dottor Giovanni Vento, quest'ordine dei medici aveva proposto e suggerito alle istituzioni di competenza preposte la costituzione di una unica struttura Covid da individuare presso l'ospedale civile di Ribera o delle strutture sanitarie private, così da scongiurare rischiose commistioni tra i pazienti Covid e non possibili presso altre strutture ospedaliere della nostra provincia. L'Ordine dei Medici auspica che questa ulteriore sollecitazione possa essere presa in considerazione e condivisa dagli organi istituzionali preposti al fine di garantire la massima sicurezza e serenità operativa per tutto il personale sanitario dotato in modo quantitativamente e qualitativamente adeguato relativamente tuti, camici, visiere, guanti, calzari, copricapo e contemporaneamente garantire la salute a tutti i cittadini e agli utenti.